La domanda è secca, va o non va con Vannacci? Io non vado con Vannacci, non vado con nessun altro, poi chi vivrà vedrà, voglio dire, tante cose possono accadere, però oggi come oggi io sono semplicemente uscito da un partito che a livello provinciale sentivo non più mio, ma Giorgia Meloni rimane Giorgia Meloni. Io mi auguro anzi che anche Futuro Nazionale possa trovare la quadra con Giorgia Meloni, perché sarebbe davvero un peccato perdere una premier di questo valore. Nessun passaggio per ora con Vannacci, con il faro politico che resta la Premier, così Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, torna sull'addio shock a Fratelli d'Italia, di cui per lungo tempo è stato il sindaco di maggiore peso, almeno nella Marca trevigiana. I problemi, pare di capire, erano quasi esclusivamente a livello territoriale. Mi dispiace, c'erano delle cose a livello provinciale che non mi piacevano, è evidente, ma l'ho scritto, quindi non è quello il tema e non sto dando colpa né al commissario. Dico, ci sono dei momenti in cui uno dice, ma io voglio fare politica perché voglio portare dei benefici al mio territorio a livello amministrativo, quello che sto facendo, è bene. Voglio fare politica per beghe interne o per dire io ce l'ho più lungo di un altro, no, non è il mio, basta, tutto qua. Discorso a parte per l'ex coordinatore regionale, il senatore Luca De Carlo. Con Luca probabilmente c'è un'amicizia e un legame talmente forte che sì, prevede, ecco, dei tempi diversi. Ma il passato è passato, soprattutto in politica. Della Pietra in questi giorni è stato contattato da più partiti, non solo del centrodestra. Dietro l'angolo dell'arresto ci sono le politiche del 2027 e c'è da giurare che lo stesso Vannacci non si perda d'animo. Il generale atteso proprio a Spresiano il 2 luglio. Anche quello, a proposito di coincidenze. Sì, a Spresiano stanno organizzando una cena di Futuro Nazionale, sono stato invitato ma come sindaco e penso che insomma, giustamente, istituzionalmente parlando, sia anche corretto che vada a salutare, non so se mi fermerò a cena, però sicuramente andrò a salutare.